Entro domani sera si saprà quale squadra avrà vinto il titolo regionale lucano del torneo di promozione di calcio. Promatera ed Eldil Potenza domani pomeriggio si incontreranno sul campo di Trani, fischio d'inizio ore 16, per giocarsi in 90 interminabili minuti, oltre gli eventuali tempi supplementari e calci di rigore, la promozione all'interregionale. Si concluderà così sul campo, come d'altronde era giusto che fosse, la lunga e tormentata battaglia tra i due sodalizi sportivi lucani, iniziata sul rettangolo di gioco e proseguita sulla carta bollata, sino all'inappellabile giudizio della Commissione d'Appello federale. L'attesa per questa partita è stata densa di attività da parte delle due società interessate per cercare di presentarsi nelle migliori condizioni allo spareggio che deciderà tutto in campionato. Entrambe le squadre, da come si sono comportate nel corso della stagione, meritano di conquistare la vittoria e quindi il premio della promozione alla serie superiore. Purtroppo, per la spietata legge dello sport, una sola potrà godere di tale privilegio. Sarà il Promatera o l'Edil Potenza? A questo punto ogni pronostico è praticamente impossibile. In uno spareggio, si sa, subentrano tanti fattori per cui, come comunemente si dice, rappresenta un terno all'otto. Molto dipenderà da come gli atleti sapranno controllare lo stress provocato dalla lunga attesa e da come reagiranno allo stato di emotività determinato dall'importanza della posta in palio. Nei due incontri di campionato il bilancio è decisamente favorevole ai materani, che pareggiarono 0-0 a Potenza e vinsero 1-0 a Matera. Inoltre, per la partita di domani, i rossoneri potranno contare sulla migliore formazione, in quanto tutti i giocatori in organico sono a disposizione, a differenza dei rossoblù, che dovranno fare a meno del bomber Antonicelli e di Columbo, appiedati dal giudice sportivo. Comunque la squadra materana è molto tranquilla e fiduciosa. Da oggi è in ritiro in una località nei pressi di Trani per trovare la giusta carica e concentrazione. Anche la tifoseria si sta preparando per il super match. È prevista infatti la partenza di non meno di 10 pullman messi a disposizione dalla società, ma molti sicuramente raggiungeranno la cittadina pugliese con auto private. È chiaro che anche i potentini si stanno preparando adeguatamente. Vi è da augurarsi che il tutto si svolga all'insegna della massima sportività e che sul campo riesca a vincere il migliore. È finita tra gli applausi di un pubblico numericamente inconsueto a Matera per una partita di promozione, a conferma dell'importanza della posta in palio. Il responso del terreno di gioco è stato favorevole ai materani e per ora è quello che conta. Sui possibili e ipotetici sviluppi disciplinari successivi bisogna attendere con fondata fiducia le valutazioni degli organi a ciò preposti.